Colognola ai Colli si apre un nuovo capitolo per la sicurezza idraulica del territorio. Sono ufficialmente iniziati i lavori per la messa in sicurezza della frazione di San Zeno, un'area da tempo soggetta ad allagamenti. Un intervento da 1,1 milioni di euro, sostenuto dalla Regione Veneto e dal Comune, che prevede la realizzazione di un bacino di laminazione e il potenziamento della rete fognaria. Un passo concreto per proteggere i cittadini dagli effetti sempre più estremi del maltempo. A illustrare il progetto questa mattina la vicepresidente della Regione Veneto Elisa De Berti. Diciamo che negli ultimi anni tutti gli eventi atmosferici straordinari che ci sono stati e che mettono a dura prova il territorio della pianura ma anche collinare, insomma, per chi ha fatto il sindaco sa che cosa vuol dire, è veramente un problema grande. Nel 2023 è stato fatto questo bando per poter dare ai comuni delle risorse per poter intervenire in quelle zone che sono più critiche, da 50.000 a 500.000. Il comune di Colognola ai Colli porta a casa il massimo del contributo in un intervento di fatto di 1.100.000, un intervento importante che sicuramente darà anche tanta serenità e tranquillità alla frazione di San Zeno. Presenti questa mattina anche la sindaca di Colognola ai Colli, Giovanna Piubello, e l'assessore ai lavori pubblici di Colognola ai Colli, Andrea Nogara. Grazie alla Regione Veneto che con un contributo di 500.000 euro ci ha dato una mano. Noi come amministrazione abbiamo aggiunto risorse per 600.000 euro, quindi un totale di 1.100.000. La frazione di San Zeno, che è la parte nord di Colognola ai Colli, ha risentito molto, soprattutto con gli ultimi fortunali del 2020, con allagamenti nelle case e nelle strade. Ecco, con questo lavoro, questa opera, andiamo a mettere in sicurezza sicuramente tramite anche questo bacino di laminazione quella che è la frazione, il nostro territorio. Nel 2019, in occasione di queste bombe d'acqua che ogni anno ci succedono, abbiamo avuto una caduta di un muro nella frazione, quindi una situazione anche di pericolosità. Da lì abbiamo deciso di intervenire per cercare di imbrigliare questo torrente impetuoso che scende dall'Alta Val d'Illasi e con la creazione di questo bacino di 5.200 metri cubi d'acqua sicuramente creeremo una sorta di bacino di laminazione che permetterà alla frazione di rimanere abbastanza in sicurezza. In un'altra via del paese, via Donzellino, andremo a cambiare tutta una tubatura un po' vetusta, un po' vecchia, l'andremo a aumentare di dimensione da un 600 a un 800 per circa 400 metri lineari di tubazione, con tutte delle nuove griglie che accoglieranno una parte anche di quest'acqua, ma l'opera principale è proprio quella creazione di questo bacino per contenere l'impetuosità del torrente.